Agrigento, dalla sua stanza il sindaco Zambuto parla della Fondazione Teatro Luigi Pirandello dopo le accuse dell'ex membro Giovanni Di Maida. Mafia ed estorsioni, la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto rinvio a giudizio per 7 boss. La prefettura di Agrigento è stata condannata a pagare oltre 1.500.000 euro all'ente provincia, soldi dovuti per l'affitto dei locali. Al liceo Martin Luther King di Favara si sono consegnati i diplomi agli studenti che lo scorso anno hanno conseguito il titolo di studio. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. La questione Fondazione Teatro Pirandello è stata affrontata dal presidente della Fondazione, nonché sindaco di Agrigento Marco Zambuto, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sua stanza al Palazzo di Città. Strumentalizzazione politica. Questo, secondo il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, potrebbe essere il motivo delle polemiche sulla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, sollevate dall'ex vicepresidente Giovanni Di Maida. Da Palazzo dei Giganti, il primo cittadino nel corso di una conferenza stampa ha reso pubblici i verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione ed il quadro economico per la programmazione della stagione teatrale 2012. Presenti anche i componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione, Calogero Tirinnocchi Penna, ed il direttore della Fondazione Massimo Muglia. Al presunto buco di 75.000 euro denunciato da Di Maida, Zambuto risponde con 60.000 euro in meno, annunciando un deficit per l'anno 2011 di 15.000 euro. Alle presunte strumentalizzazioni politiche, la fondazione, presieduta dallo stesso sindaco di Agrigento, si riserva probabili azioni legali. Intanto, la prossima settimana si provvederà all'ingresso in CDA di un nuovo membro, a seguire l'approvazione del bilancio di previsione 2012 della fondazione. Giovanni Di Maida, nelle scorse ore, è stato sentito dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza, su incarico della Procura di Agrigento. È chiaro che è una mossa che si lega solamente a fatti di natura politica, che voi comprendiate benissimo a che cosa io faccia riferimento. Mi pare che stia sul piano politico, ognuno è libero sempre di fare quello che pensa, ci mancherebbe altro. Ma quando però le motivazioni politiche, o meglio alle scelte di natura politica, si vogliono portare motivazioni che vanno ad infangare le persone o vorrebbero infangare da un lato le persone e dall'altro infangare anche le istituzioni, io penso che non solo non sia giusto e non sia corretto, ma ne va di mezzo anche della credibilità stessa delle persone. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Nobile, Bernardo Provenzano, Domenico Virga, il pentito Nino Giuffrè e Ignazio Melodia. I 7 sono accusati di estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore favarese Salvatore Vullo, titolare della ditta Sabo, che aveva svolto dei lavori edili a Partanna. L'udienza preliminare davanti al GUP di Palermo Lorenzo Iannelli verrà celebrata il 4 ottobre. In quella circostanza la vittima si costituirà parte civile. A fare luce su questo episodio è stato lo stesso Di Gati. Ed è stata incendiata la notte scorsa a Lampedusa una barca che era stata utilizzata dai migranti per arrivare sull'isola e che doveva servire da museo delle migrazioni, un progetto questo dell'associazione Ascavusa. A donare la barca all'associazione era stata l'amministrazione comunale. Sul posto è stato trovato un foglio firmato dal gruppo armato Lampedusa Libera con su scritto: "No ai clandestini liberi per l'isola, ucapisti alla prossima". Da diversi giorni infatti a Lampedusa si registrano numerosi furti. Secondo alcuni abitanti a commettere il reato sarebbero proprio gli immigrati ospiti presso il centro di accoglienza, che la notte lasciano la struttura e si aggirano per l'isola.
Ed i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sciacca hanno arrestato Mauro Bonifacio, di 42 anni, per furto aggravato di energia elettrica. L'arresto è scaturito a seguito di un controllo presso la sua sala giochi, denominata Il Punto. I militari hanno così accertato che l'uomo si era allacciato alla pubblica rete elettrica e manomesso la cabina di distribuzione Enel al fine di alimentare la propria attività commerciale. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. La prefettura di Agrigento condannata a pagare oltre 1,5 milioni di euro all'ente provincia regionale di Agrigento. Come è noto, la prefettura occupa uno stabile di proprietà della provincia sito in piazza Vittorio Emanuele per una superficie complessiva di 2.290 metri quadri, utilizzato per gli uffici di governo oltre che per l'alloggio del prefetto. Nel 1987, infatti, il Consiglio provinciale aveva deliberato di stipulare il contratto di locazione dei locali alla prefettura per 148.500 euro annui. Ma la prefettura si è limitata nel corso dei decenni ad effettuare il versamento di importi parziali trattenuti dalla provincia regionale di Agrigento esclusivamente a titolo di acconto, senza peraltro addivenire alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nel 2008 il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, al fine di intraprendere un'azione legale nei confronti della prefettura, ufficio territoriale di governo di Agrigento, e recuperare le somme, nominava l'avvocato Girolamo Rubino quale suo difensore. Il Tribunale di Palermo, acquisita gli atti del giudizio, una consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto congrui gli importi pretesi dalla provincia, condannando quindi la Prefettura di Agrigento ed il Ministero dell'Interno a corrispondere all'ente provincia 1.580.421 euro, oltre al pagamento delle spese giudiziarie, liquidate in 7.000 euro, oltre IVA e cassa di previdenza forense. Momenti di tensione si sono registrati giovedì scorso 20 settembre alle ore 5:45 presso il piazzale Giochi Olimpici a Favara. Il motivo è da ricercarsi nella carenza di posti disponibili per i tanti passeggeri che con l'autobus vogliono recarsi a Palermo. Secondo quanto scrive il consigliere comunale di Favara Giuseppe Nobile, sono tantissime le persone che per diverse ragioni, chi per studio, chi per lavoro, giornalmente utilizzano il pullman della ditta Cuffaro. Proprio sulla questione carenza posti disponibili, mesi addietro lo stesso Nobile, insieme ad altri suoi colleghi consiglieri, avevano posto all'attenzione dell'amministrazione comunale questo problema che ad oggi, dice, rimane irrisolto. Giuseppe Nobile invita gli organi preposti a prendere provvedimenti urgenti al fine di risolvere il problema, non escludendo, qualora non si risolva, plateali forme di protesta. Occorre seriamente iniziare a badare ai problemi della città, dice Nobile. Oltre a potenziare il servizio collegamento tratto Favara-Palermo, conclude, bisogna attivare la tratta Favara-Catania. E sull'incendio appiccato da ignoti all'alba di ieri al capannone dismesso dell'ex Impresem di proprietà di Giovanni Miccichè, editore dell'emittente televisiva Teleacras, e che ha coinvolto 2 autovetture, di cui una completamente distrutta, arrivano attestati di solidarietà. A scrivere sono Eugenio Esposto della CNA ed il deputato regionale uscente Giovanni Panepinto, che condannano il vile attentato ai danni dell'emittente televisiva Teleacras, sicuri che i responsabili saranno assicurati alla giustizia e che ciò che è successo, dice nello specifico Panepinto, non intaccherà minimamente la passione e l'impegno dei dirigenti e dei tanti che operano quotidianamente con professionalità all'interno dell'emittente. Ed in occasione della tragica ricorrenza di ieri del 22° anniversario dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, diversi sono stati gli attestati di elogio per il lavoro svolto dal magistrato canicattinese. Per Michele Cimino di Grande Sud il sacrificio di Livatino è rimasto per i giovani un punto di riferimento, un modello di comportamento civile e professionale da emulare per l'impegno dei magistrati impegnati contro la mafia e la criminalità organizzata.
Per il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano, Livatino è un esempio e un punto di riferimento per chi lavora libero da appartenenze, poiché l'unica appartenenza che si riconosce è alla giustizia. Ed anche l'amministrazione comunale di Favara, con il sindaco Rosario Manganella, in una nota scrive: il dovere di chi lo ricorda deve soprattutto evidenziare la grandezza d'animo e la dedizione di questo giudice per la sua terra e per il suo lavoro. Anche la CGIL di Agrigento ha celebrato il ricordo del giudice ragazzino. L'organizzazione sindacale però ha anche commemorato Filippo Gebbia e Antonio Monreale, le due vittime innocenti della strage di Porto Empedocle del 21 settembre del 1986, considerata la dichiarazione di guerra tra i clan di Cosa Nostra e Stigia. Per noi, si legge in una nota del segretario provinciale Massimo Raso, è l'occasione per ricordare a tutti che nelle nostre terre la precondizione per ogni ipotesi di sviluppo e di futuro è legata alla capacità che avranno le forze sane di estirpare il cancro mafioso, di recidere, conclude Raso, i legami tra questo e l'apparato burocratico e politico. E cambiamo adesso argomento. In seguito al ritiro da parte dell'amministrazione provinciale di Agrigento della proposta di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, esprime soddisfazione il gruppo consiliare del Popolo della Libertà. Quest'ultimi, che insieme ad altri gruppi di centrodestra nei giorni scorsi avevano bocciato in Consiglio Comunale il piano triennale delle opere pubbliche, in una nota precisano come il bilancio non poteva essere approvato perché non corrispondente alle esigenze del territorio. Attendiamo, si legge nella nota del gruppo consiliare del PDL, la rimodulazione dell'importante strumento finanziario che non può non tenere conto delle indicazioni date dal Consiglio provinciale con riferimento, aggiungono, alla riduzione del numero degli assessori, alla riduzione dei dirigenti e al taglio, concludono, delle tante spese improduttive ed inutili. Dal 15 al 25 ottobre le aziende che avevano presentato nell'anno 2011 istanze per accedere al credito d'imposta per investimenti previsto dalla legge regionale 11/2009 e che non sono state ammesse per mancanza di fondi potranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Questo è quanto previsto dal decreto 536 dello scorso 14 settembre a firma dell'assessore regionale per l'economia Gaetano Armao. La somma disponibile è di circa 13 milioni di euro. Le imprese che inoltreranno domanda rispettando l'ordine di graduatoria acquisito lo scorso anno dovranno nuovamente proporre lo stesso piano di investimento. Tra le novità introdotte dal decreto assessoriale, la non presentazione del DURC da parte dell'imprenditore, documento unico di regolarità contributiva che sarà acquisito direttamente dagli uffici della Regione. Altro cambiamento riguarda anche la presentazione del certificato camerale antimafia, che sarà sostituito con un'autocertificazione. Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la sede provinciale della CNA di Agrigento, diretta da Eugenio Esposto. E sono stati consegnati ieri pomeriggio all'Istituto Martin Luther King di Favara 130 diplomi agli studenti che lo scorso anno hanno conseguito il titolo di studio. Vediamo. Il liceo Martin Luther King di Favara, oltre all'intitolazione del grande uomo politico, dagli Stati Uniti importa anche una tradizione tipicamente americana, quella della consegna dei diplomi agli studenti. La cerimonia, fortemente voluta dalla docente Arianna Vassallo, si è svolta nella biblioteca Maurizio Carloni dell'istituto, diretto dal professor Salvatore Pirrera, alla presenza tra gli altri anche del vice sindaco di Favara Vincenzo Biancucci. Ho pensato di creare una sorta di passaggio del testimone all'interno dell'attività dell'accoglienza di quest'anno tra coloro che sono usciti l'anno scorso e coloro che invece entrano nel nostro istituto per la prima volta quest'anno. Quindi ho voluto unire la cerimonia della consegna dei diplomi e della consegna delle targhe alle eccellenze, visto che l'anno scorso abbiamo avuto la gioia di avere ben 900 e 300 e lode, a questa cerimonia di passaggio del testimone dai diplomati dell'anno scorso ai primini di quest'anno.
È importante, è un momento importante perché oltre a consegnare diplomi serve a riflettere su quello che sarà il futuro di questi ragazzi, perché con il diploma poi si arriva ad una mezza meta dove ogni alunno decide poi se continuare a proseguire gli studi e quindi specializzarsi in una determinata materia oppure fermarsi. Quindi oltre all'atto in sé della consegna del diploma serve pure per riflettere, per poter parlare di quello che sarà il futuro dei nostri giovani. 130 le pergamene di diploma consegnate ad altrettanti studenti che lo scorso anno scolastico hanno conseguito il titolo di studio. A differenza delle note cerimonie Made in USA, i diplomati del King di Favara non indossavano né le tradizionali toghe né il tocco, il copricapo a forma quadrata. Abbigliamento a parte, l'emozione nel ricevere il tanto sudato diploma era tangibile. Nel corso della cerimonia è stata consegnata una targa ricordo anche ai 12 studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti, il famigerato 100. 3 di loro hanno riportato anche la lode. Oggi questa importante cerimonia, per te gli sforzi non sono stati vani perché sei appena entrato in medicina. Che ricordo porterai di questa scuola? Beh, sicuramente porterò un ricordo positivo, già che infatti questa scuola mi ha formato non solamente come alunno ma anche come uomo, come persona civile per così dire. Tutti i professori infatti nel corso dei 5 anni ci hanno seguito in maniera irreprensibile, potrei quasi dire. Infatti tutti sono stati professionali e ci hanno aiutato ogni giorno. Spesso chi arriva a conseguire un diploma con questi punteggi e questi risultati dai compagni è un po' visto come secchione, ma per un docente, un alunno che esce con 100 e lode, che significa? Allora, tanto per cominciare, visto che 2 degli alunni che sono usciti con 100 e lode erano alunni miei, devo dire che questi alunni usciti con 100 e 100 e lode non sono i classici secchioni, non erano visti come tali, forse uno sì, ma gli altri no. E per noi docenti è stata un'emozione indescrivibile, inenarrabile. Ma oltre ai riconoscimenti per gli ex alunni, l'incontro è servito anche ad accogliere le nuove leve del Liceo King. Perché hai scelto questa scuola? Perché io ho intenzione di proseguire gli studi fino all'università e quindi credevo che mi potesse dare un'ottima preparazione. Particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti dai propri allievi, si dice il vicepreside dell'istituto, professor Ernesto Fichera. È una grossissima soddisfazione veramente, perché vuol dire che abbiamo dato tanto a questi ragazzi e questi ragazzi hanno recepito il messaggio culturale della scuola, hanno recepito il messaggio di formazione che noi abbiamo proposto a loro e loro l'hanno preso appieno, tant'è che tutti questi parecchie persone che hanno avuto 103, appunto come diciamo 100 e lode, sono tutti riusciti a entrare in facoltà a numero chiuso come medicina o altre che loro particolarmente prediligevano, e quindi diciamo che quasi tutti hanno centrato il loro obiettivo e quindi la formazione e la preparazione che si dà in questa scuola è veramente una preparazione di sicuro successo. Tirocinio formativo programmato in Francia per alcuni studenti dell'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara. Conclusa l'esperienza positiva degli stage organizzati a Licata e a Malta, da qualche giorno il gruppo di alunni guidati dai propri tutor hanno raggiunto Lione. Il dirigente dell'istituto, Giuseppe Salamone, si augura che anche questo stage porti ai medesimi risultati dei precedenti, laddove gli allievi che si sono fatti notare per competenza e professionalità hanno ricevuto interessanti proposte di lavoro dalle aziende presso le quali prestavano attività. Ed è in programma domani e dopodomani a Favara la festa del volontariato. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Amici dell'Anfas di Favara grazie alla collaborazione del CESVOP. Domani alle ore 10 esibizione del gruppo Fabarea Folk in piazza Cavour. A seguire in programma il raduno di auto d'epoca gestita dal Club Came dei Templi con giro per le vie della città. La festa continuerà nel pomeriggio presso la sede dell'associazione con animazione e attività ludiche. Per lunedì 24 settembre invece in serata alle 20 rappresentazione teatrale dal titolo I Cummari Curtigliara a cura del gruppo Giovani San Pietro e Paolo. Un invito a partecipare alla manifestazione arriva dalla coordinatrice del progetto Mariella Schifano e dal presidente dell'Associazione Amici dell'Anfas Francesca Bruccoleri. E adesso linea alla regia per il meteo.
L'augurio di un buon fine settimana a tutti e vediamo il meteo per domenica 23 settembre. Da un lato le perturbazioni atlantiche lambieranno il nord Italia fino alla medio-alta Toscana, con un po' di variabilità e qualche rovescio. Al centro-sud e sull'Emilia-Romagna meridionale tanto sole con temperature davvero elevate per la stagione, picchi di oltre 35 gradi sulle isole. Guardate dalla grafica, l'anticiclone Elio, di origine nordafricana, riporterà il sole su tutto il centro-sud fino all'Emilia-Romagna centro-orientale, con i venti meridionali davvero caldi di estrazione desertica. Riporteranno le temperature fino oltre i 35 gradi proprio tra le isole maggiori. Nel contempo infiltrazioni d'aria umida atlantica raggiunge la Toscana e la Liguria, quasi tutto il restante nord con nuvolosità spesso compatta e qualche precipitazione. Piogge più probabili sulle Alpi orientali e sul Friuli Venezia Giulia e ancora, come dicevamo, sulla Liguria di Levante e sulla medio-alta Toscana costiera. Per il resto schiarite. Guardate i venti, quindi meridionali su tutto il paese, localmente orientali solo sotto la Liguria, con mari relativamente poco mossi tutti i bacini, localmente mossi solo il Tirreno centro-settentrionale e ancora il medio-alto Adriatico. Ecco le temperature massime davvero calde per il periodo, fin verso i 25-26 gradi sulla Valpadana meridionale, 28 a Firenze, guardate 29 a Roma e 30 a Napoli e persino oltre 32-35 gradi tra Palermo, le zone interne pianeggianti della Sicilia, della Sardegna e anche su Calabria e Puglia. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, buon fine settimana, arrivederci.